Da 3 giorni i miei social sono attaccati con minacce di morte, con parole, di offesa a me, alla mia famiglia, alla mia vita, quindi insomma, diciamo che la responsabilità di alzare i toni è dall'altra parte. Rigetta le accuse e rilancia denunciando il clima di odio social nei suoi confronti. Elena Donazzan ai microfoni di 24 Mattina, trasmissione di Radio 24. Sul piatto c'è la polemica dopo la tragica morte di Chloe Bianco, l'ex insegnante transgender, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nel camper ad Auronzo di Cadore la scorsa settimana. Un suicidio annunciato, una spirale di depressione iniziata 7 anni fa, dopo che il caso scoppiò in una scuola di Sandona di Piave. È sconvolgente che che il movimento, perché si tratta insomma sostanzialmente del movimento LGBT che sta usando, questa è una cosa abbastanza sconvolgente per me, sta usando la morte tragica di una persona per farne una polemica politica. Perché secondo il movimento LGBT fu proprio l'accanimento di Donazzan e il demansionamento successivo dell'insegnante a causare quello smarrimento e quella solitudine raccontati in un blog fino a poco prima del tragico gesto. Ma Donazzan non ci sta e ricorda il post del novembre 2015 nel quale pubblicava la mail del genitore che aveva denunciato l'entrata in aula dell'insegnante in ambiti femminili. Io scrissi, perché ce l'ho davanti, un Sì. papà mi ha scritto questa email. Traete da soli le vostre conclusioni. Punto. Sì, ce l'ho qua. Nelle interviste, nelle interviste successive io parlai dell'atteggiamento di chi appunto va abbigliato in un certo modo senza avere preparato la cosa. Dire che si è omosessuali è una affermazione, presentarsi in classe perché questo accadde con una parrucca bionda, un seno finto, una minigonna e i tacchi è un'altra cosa. Venne usato allora come bandiera di grande coraggio e oggi viene usato in morte per fare una polemica tutta politica. Ho definito Chloe Bianco un uomo vestito da donna e cos'era se non questo, ribadisce Donazzan, che accusa a sua volta il movimento LGBT. Quanto l'hanno usato? Forse i responsabili dovrebbero guardarsi dentro. Tutto questo però non ferma la protesta del coordinamento LGBT del Veneto, assieme alla rete degli studenti medi e le famiglie arcobaleno, scesi in piazza ieri a Padova e che replicheranno domani alle 18 a Treviso in piazza Santa Maria dei Battuti. Un presidio per Chloe Bianco e tutte le vittime di transfobia e per chiedere responsabilità, spiegano, a una politica che non sembra capace di garantire a chiunque gli stessi diritti, soprattutto quello ad esistere.